Bene, ci siamo. Salve a tutti, benvenuti a un nuovo video del canale Labirintando con Iana. Veramente questa è una live, sono molto felice di essere qua. Sono stata bravissima, sto tenendo i ritmi che vi avevo promesso, non so ancora quanto duro con questi ritmi. Bene, ci Venerdì siamo. in un modo e il martedì in un altro, però sì, ci sto quasi riuscendo, insomma. Non so ancora tutto chi c'è perché non sono riuscita a guardare bene nella chat, però in ogni caso benvenuti. È sempre un piacere essere qui con voi, spero che stiate bene. Qualcuno ogni tanto mi scrive in privato, mi dice un po', insomma, che questo è un periodo abbastanza duro, effettivamente confermo che è un periodo abbastanza duro. Però, insomma, bisogna trovare dei modi anche per sopravvivere a questo momento storico, diciamo la verità. I modi per sopravvivere sono sempre gli stessi. Natura, 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 non smetterò mai di dirvelo. Infatti, a proposito di questo, vedo che c'è già qualcuno, c'è Antonella, appunto, Antonella, giustamente, Raffaele e Manu, ciao ragazzi. Non smetterò mai di dirvelo, natura, natura, natura. Infatti, stavo parlando col nostro ospite di oggi che la natura è fatica, ma la natura è meravigliosa e serve assolutamente per concentrarci e centrarci sulle cose importanti. Quindi oggi ho il piacere di avere con noi Maestro Dascia, il baloccaio, Fede Coni. Se riesco a attivarti l'audio, magari ce la possiamo fare. Ti vediamo, ma non ti sentiamo. E Eccoti, adesso? adesso ti vediamo e ti Adesso mi sentiamo. sentite? Sì. Ah, la natura, la natura. Io di natura oggi sono pieno di acido lattico fino alla punta delle orecchie. La natura è anche le olive e le olive si raccolgono in questo periodo e io mi sono già stufato. Ecco. Ma la natura fa bene, fa venire l'acido lattico, ma è tutta natura anche quello. Infatti sono tutto cancarao, ecco perché. Sono tutto indolenzito, ecco, così per chi non ci capisce ci facciamo Esatto, capire. esatto, sì, ogni tanto usciranno delle parole in sardo, abbiate pazienza, cerchiamo di fare la traduzione simultanea. Le imparerete. Federico Coni, maestro Dash al baloccaio, benvenuto sul canale Labirintando con Iana. Sono troppo felice di averti qua dalla tua coga di fiducia, perché tu sei il mio Grazie, baloccaio di Gioia. fiducia, ma io sono Ma la mi tua sembra coga, ovvio, la tua coga esatto, di fiducia. prediletta del cuore. E quindi sono troppo felice di averti qua, a parte il fatto che, insomma, sei una pietra miliare del mio percorso, diciamolo. Quindi, ovviamente, a un certo punto ti dovevo presentare al pubblico in un modo o in un altro. Aici Eh, doi, certo. perché era necessario. Perché? Perché sei una pietra miliare, perché abbiamo fatto ci siamo conosciuti attraverso l'attivismo ben 20 anni fa, tra una cosa e l'altra. Stiamo crescendo, Sì, ragazzo sì, mio. ma tu che, Dusu? La barba era ancora nera, la mia, figurati, si è un Esatto, po', ha ok. cambiato un po' di colore, vabbè, ma dettagli, Io ci avevo dona, solo due ciuffetti bianchi qua, con i capelli lunghi lunghi all'epoca, sì, cambia, piccolina, cambia. così. Questi ciuffetti all'Alamu, Esatto, esattamente. Invece no, si invecchia assolutamente. Però c'è poi Es- anche l'altro aspetto, l'aspetto importantissimo che io ci tenevo a sottolineare, che è quello del legno, perché è l'elemento che ci unisce fondamentalmente. Cioè, per me sei una pietra miliare perché ti conosco da sempre, abbiamo fatto tante cose attive insieme, però poi la cosa che veramente in profondità mi lega a te è assolutamente l'elemento legno, perché è il tuo elemento, nel senso che tu lavori questo elemento qua ed è il mio elemento, nel senso che io mi identifico con quell'elemento specifico. Quindi anche negli anni dove io sono sparita da internet perché avevo necessità, insomma, di chiudermi al mondo, di allontanarmi dalla mondanità, il legame comunque si sentiva sempre profondamente, nonostante la distanza, diciamo, per certi versi. Ed è per questo che oggi ti ho invitato qua, proprio a parlare di legno. Ti piace il mm. legno a te? Bah, non è che sia proprio il massimo che mi piace, è un po' indigesto, ma tutto sommato diciamo, è il mio pane quotidiano, ecco, diciamo che me la cavicchio con Non, questo argomento. non fa molto bene mangiarlo, però tu lo mangi, eppure tu sei riuscito a trovare un modo per mangiarlo. Diciamo di sì, dai, ok. Diciamo così. Allora, partiamo subito con questa intervista. Adesso oggi cerchiamo di fare i seri, per favore, Mhm. proviamoci, ti prego, ci Io sono proviamo. serio, eh.
Sì, ci proviamo. Io vorrei partire, come parto sempre nelle mie interviste in questo canale, chiedendoti di presentarti tu stesso, cioè se tu dovessi spiegare a persone che non conosci, ovviamente Mhm. lo fai spesso, perché farai i tuoi laboratori, le tue cose, in che modo ti presenti, cioè qual è il tuo retroterra, chi sei, cosa fai nella vita? Io mi presento sempre così. Salve, sono Maestro Dasha, Federico Coni di Ales e arrivo dal paese natale di Antonio Gramsci. Questa è la mia prima presentazione. Seconda presentazione, cos'è un Maestro Dasha e perché mi sono chiamato così. Maestro Dasha è il carpentiere nautico, quello che prepara gli scafi delle imbarcazioni. Però a me è arrivato come soprannome perché in terza superiore alla scuola che si faceva un tempo, io ho fatto l'istituto d'arte, noi ci prendevamo la licenza di maestro d'arte. Il padre del mio amico mi aveva praticamente storpiato la licenza di maestro d'arte appellandomi maestro Dasha. Non sapevo nemmeno che era il carpentiere nautico, però a me piaceva un sacco e me lo sono tenuto pure come soprannome. Infatti io a scanso di equivoci lo scrivo come maestro Dasha, parola unica, non maestro di apostrofo Asha, no, maestro Dasha, parola unica, e spesso e volentieri mi presento piacere maestro Dasha, così c'è anche poco da sbagliarsi parlando di maestro Dasha. Qualcuno dice che sono un impostore, ma a me non me ne frega assolutamente una mazza. Seconda cosa, maestro Dasha ti dà l'idea di essere un guerriero. Io fisicamente non sono un guerriero, non sono uno che diciamo, è adatto alle armi, alla violenza in generale, però il termine di maestro Dasha ti dà, sembra che ti dia quasi un ruolo da giochi tipo Dungeons and Dragons, sai, quei giochi di ruolo dove serve anche qualcosa di un po' più attivo. Comunque maestro Dasha è un costruttore e io costruisco e costruisco balocchi. Da lì praticamente mi è arrivato il secondo appellativo che mi sono autoimposto, baloccaio. Cos'è il baloccaio? Il baloccaio è uno che fa i balocchi, cioè i giochi di una volta rivisti in chiave contemporanea. Non li possiamo nemmeno chiamare giochi per questioni di normative europee, che perché i giochi devono essere realizzati con pezzi che sono ingeribili per meno di sotto i 36 mesi. Io mi sono rotto le scatole di dover fare queste cose qui, faccio articoli che fanno compagnia, quindi articoli da complementi d'arredo o perlomeno li chiamo pezzi da collezione. Questo è il mio mondo. Sono un devoto di Pinocchio, faccio Pinocchi di legno, tutti i miei personaggi li chiamo Pinocchietti. Alle mie spalle c'è un personaggio che sarebbe il mio alter ego, che 20 anni fa, quando l'avevo fatto, l'avevo pure crocifisso, e poi questa croce me la stavo portando sempre addosso perché è un simbolo molto potente. La croce è un simbolo comunque religioso, la mia famiglia paterna molto religiosa, molto devota, era un modo per mettermi io così in croce, tant'è che lui era in croce, era un me. Adesso se lo muovo molto mi cade addosso, poi mi ammazza e così vi sono tutti felici e contenti. L'avevo inchiodato, anzi avvitato in una croce da 1 metro per 80 e ce l'avevo in cameretta, quando abitavo a casa dei miei, in cameretta sopra il mio letto. Se qualcuno o qualche entità superiore avesse voluto farmi fuori, bastava che il chiodino sopra il letto che reggeva questo Marcantonio in una croce di legno mi cadesse praticamente sopra la testa mentre dormivo e poi finita la carriera del maestro Dasha Baloccaio. Sì, in Questo. effetti sì, è veramente una scelta abbastanza coraggiosa mettertelo sopra la Mm. testiera del letto, Però, eh. però questa croce praticamente me la sono portata appresso per un sacco di tempo e poi ho deciso cioè, di toglierlo dalla croce. Ho fatto su scravamento, ho fatto domestico, quella croce è diventata su scravamento perché non è sardo parlante, è il dischiodamento del crocifisso è la deposizione, ecco, Esatto, ed del è Cristo della un croce. rito specifico della settimana Santa Sarda che è qualcosa Esatto. di super sacro, però su Esatto, scrapamento del però Pinocchietto è bellissimo. a me piace invece dissacrare così, senza, chiaramente con rispetto, e quindi il mio alter ego rimane praticamente seduto a fianco a me, in casa mia. Senti, ma e quindi oltre al legno hai altre passioni, hai altre, qualcos'altro che ti descrive non solo come maestro Dacia e baloccaio, ma anche Federico Coni, chi è? Perché vabbè, Chi ovviamente è? no, c'è Marta, Mm. Iana e Koga e poi c'è maestro Dacia baloccaio e Fede Coni, Ma giustamente. Stascia E anche un Balocaio, sopranome che però non cioè, dico perché non lo il mio dico. soprannome è Giglio, un simbolo di purezza, così almeno Ha che detto almeno lui, io non ho detto niente. mi accompagna da quando ero preadolescente, in fase puberale, e anche quello rimane come un secondo nome e anche lì mi presento con quel paranome perché è più facile che ci si ricordi di Giglio o Maestro Dascia piuttosto che banalmente un Federico Coni, che potrebbero essercene anche degli altri. Invece così Giglio o Maestro Dascia sono io, non ci sono altri problemi.
Chi sono io e cosa faccio io? Io, oltre a fare comunque l'artigiano, l'artista, il baloccaio, sono anche un agitatore politico, anzi un agitatore sindacale, parasindacale e affine nelle categorie dell'artigianato artistico. Sono un attivista politico indipendentista da un bel po' di tempo, da prima di avere la barba bianca, ovviamente. Mi occupo di indipendentismo in Sardegna. E poi da un po' di tempo a questa parte mi ha chiamato la passione per le cose un po' più inspiegabili, diciamo la parte più esoterica, che però sembra molto complessa e molto complicata, e bisogna chiaramente prenderla con cautela, anche perché non tutti sono abituati, non tutti sono iniziati, molti sono completamente scettici, e quindi questo vuol dire che gli argomenti di cui stiamo parlando non sono assolutamente per loro, che certi tipi di saperi o di conoscenze non sono alla portata di tutti e non devono nemmeno essere alla portata di tutti, non per escludere, ma perché molte persone non hanno, diciamo, la giusta sensibilità o la giusta apertura di spirito e di mente per accogliere delle altre cose che non sono spiegabili con i requisiti, diciamo, della scienza e della verifica e misurazione delle cose, e quindi lasciamo lo spazio un po' anche a una sensibilità che non possono avere tutti. Certi hanno proprio una preclusione totale a certi tipi di argomenti che non è pane loro quotidiano, vorrebbero avere delle spiegazioni misurabili, non tutto è misurabile e quindi per loro questo campo non fa. Sì, è Sono proprio stupido. così. No, no, è proprio così. Qua su questo canale possiamo parlare molto liberamente, nel senso che ormai sono 2 anni che parlo di questi argomenti in modo anche molto metodico, nel senso che una cosa che mi piace dire molto sul mio canale è che questi argomenti non sono fuffa, non sono cose semplicistiche, bisogna Mhm. anche studiare molto per capire come funzionano determinate cose, quindi la questione non è o razionali o irrazionali. La questione è invece dare il giusto connubio tra razionalità e irrazionalità, che è qualcosa di veramente molto metodico da affrontare. Quindi assolutamente nell'ultima parte della nostra intervista affronteremo anche questo argomento che per me e per tutti noi che stiamo lavorando nel mondo esoterico sono fondamentali, ed è interessante sapere appunto come tu ti stai approcciando a questo tipo di percorso. Ma prima torniamo poco Mhm. indietro. E io avevo una domanda che sinceramente ti volevo fare da tantissimo tempo, te la faccio pubblicamente. Va bene. Riguarda proprio la questione, infatti, con il legno. Tu hai parlato di pane quotidiano, però volevo sapere più in profondità qual è veramente il tuo rapporto col legno, anche in termini più interiori, diciamo, Mhm. e soprattutto questa tua dote, perché è una dote, ovviamente, quando si tratta di arte c'è sempre una predisposizione interiore profonda. La vivi come un dono o in che modo vivi questa tua capacità artistica di trasformare in legno in qualcosa che poi abbia una forma in questa Mhm. dimensione, diciamo? Ma facciamo un po' una serie di passi indietro riguardo a quello che praticamente è il mio mondo in generale. Io sì, sono di Ales, quindi sono uno dei, diciamo, Tarzanelli di Marmilla, un figlio del Monte Arci. La mia famiglia da molte generazioni si occupa di legno, mio padre, mio nonno, mio bisnonno erano falegnami. Avrei avuto anche la possibilità di proseguire per la quarta generazione l'arte della falegnameria, quindi l'arredo sacro, l'arredo domestico, quindi case, serramenti, arredamento per interni, per uffici, per comuni, non mi interessava quel tipo di modo di lavorare il legno, ma non per mancanza di rispetto diciamo, di chi mi ha dato da mangiare nel tempo e come poi si è formata diciamo, la struttura della mia famiglia, ma avevo comunque un piacere profondo della trasformazione del legno in qualcosa che avesse qualcosa di creativo. Di creativo era proprio la mia base. Quindi la fortuna è stata, cioè era un'arma un po', diciamo che era un po' un'arma a doppio taglio, perché da un certo punto di vista avevo la fortuna di poter frugare in un laboratorio artigiano, quindi avere a che fare con legni, legnetti e con maestranze che mi dicevano pure cosa
come utilizzare certi tipi di attrezzature per non farmi del male, quindi comunque già in casa tra mio nonno, mio padre, i dipendenti dell'azienda di famiglia mi davano comunque delle dritte per come non farmi male. Questo chiaramente è un grande vantaggio. Poi ho studiato gli studio d'arte, ho preso quindi come indirizzo la sezione legno e lì ho fatto ulteriori sperimentazioni. Però le sperimentazioni che facevo a scuola le facevo comunque in bottega perché avevo la possibilità rispetto ad altri coetanei di poter frugare dove altri non potevano, cioè se uno non aveva una bottega dove andare a tagliuzzare, scartavetrare, fare, bucare, montare, colorare, ovvio aveva un po' meno fortuna, meno a livello di partenza, quindi devo riconoscere che questa fortuna per me è stata comunque molto grande, però di contro c'era anche il limite di volerti, o comunque il limite, il peso per me di sentire comunque non un debito, ma una specie di dovere nei confronti comunque dei miei avi di proseguire sul solco di, ma non è un obbligo per nessuno stare sul solco se poi quel solco poi non risponde a quello che è la tua inclinazione e quindi lì ho deciso di fare comunque altro che comunque era sempre con quel tipo di materiale, tant'è che il grosso del mio materiale comunque da lì arrivava e da lì continua comunque a attingere materia in ogni caso. Eppure è vero che io ho sempre lavorato con materiale che io considero, ed è sempre stato considerato arrafudo. Cos'è un arrafudo? Un arrafudo è una rimanenza, un resto, per molti è uno scarto, però lo scarto che può essere di materiale ligneo, per fare un mobile, per fare una finestra, per fare un tavolo, quel pezzettino che ti rimane, che non può essere più utilizzato per fare una cosa, invece per me era una risorsa da poter utilizzare per fare cosa che aveva bisogno di misure più piccole. Poi sono sceso ancora di più di misure ancora più piccole e poi sono sceso ancora di più di misure ancora più piccole con legni che non sono nemmeno, diciamo, usuali nell'arte e nell'artigianato. Lì c'è un'altra mia ricerca, ma l'approfondiamo dopo se vogliamo questo discorso, quando tocchiamo un altro tipo di argomento. Tanto Martigedda penso che voglia un po' approfondire tutto l'approfondibile. Assolutamente, assolutamente. Quindi questo diciamo era sul solco dell'attività di famiglia, io lavoro in legno e ho lavorato in legno. Poi mi sono lavorato in design su una tesi sui giocatori per l'infanzia e quindi da lì il connubio tra i miei personaggi e il gioco, non potendolo chiamare comunque gioco, diciamo che ha avuto un po' una summa generale. Volevo fare Pinocchi, perché Pinocchio comunque per me è sempre stato l'elemento principale, tant'è che ho la casa invasa di Pinocchi, di libri su Pinocchio, io stesso faccio Pinocchi, ho due collezioni su Pinocchio, una si chiama Pinocchio in Friends, dove essere un fotoromanzo che appartiene al comune di Baradili, dove si vuole iniziare a pensare un progetto strutturato di un paese dei balocchi della Sardegna, non si capisce ancora bene in che modo, in che tempi, però lì ci si vuole lavorare, e l'altro mio progetto, Sventurato Pinocchio, ce l'ho in pentola per portarlo poi a Collodi, con la Fondazione Collodi, in un altro percorso che ha un sapore più ampio rispetto alla Sardegna, dove Pinocchio conoscerà la casa, diciamo, di origine della sua storia. Quindi porto Pinocchio a casa e da lì poi si vedrà che fine andrà a fare. Poi da lì chiaramente Pinocchio è un conto, io lavoro con l'artigianato artistico, per cui artigianato artistico di Sardegna, quindi molte delle cose che faccio sono legate alla Sardegna, dai personaggi nuragici ai personaggi della storia giudicale, agli animali di Sardegna più o meno conosciuti, a personaggi in abito tradizionale, i Scunfraras Passaggi Santa, quindi i confratelli, le confraternite che fanno la processione della settimana santa, quindi spazio diciamo per gruppi e per tematiche con lavori diversi. Ho fatto un lavoro molto grosso anni fa sulla manifestazione della Sartiglia, che è una giostra equestre che si tiene in Sardegna a Oristano nel periodo di Carnevale, molto molto dettagliata con tutti i figuranti di questa manifestazione. Questo giusto per dire un pochettino. Poi mi è venuto un altro pallino in testa nel tempo, è l'ultimo pallino, cioè sono pallini che sono pallini dolorosi e anche di lunga gestazione, perché poi ho approfondito meglio i miei studi personali sulla figura di Alejandro Jodorowsky, che per me è una figura immensa. Mi sono affacciato quindi alla psicomagia e al suo mondo dei tarocchi, per quanto non conoscessi i tarocchi da un punto di vista divinatorio o non li conoscevo da un punto di vista di come si leggono, alla fine li ho studiati, so cosa sono, so anche come si leggono, però sono poltrone perché sono anche molto tardo di mente, quindi anche mettere le immagini in gioco e capire quale influisce su un'altra, in che modi, in che tempi, da un tiro
di carte o meno, adesso è un altro tipo di discorso, però mi piacevano molto le sue immagini, per cui mi sono preso la briga di far uscire nello spazio quello che nella carta è codificato come bidimensionale. Quindi ho fatto i miei 22 arcani maggiori, un lavoro che mi ha preso 4 anni di tempo, dove i miei tarocchi di Marsiglia, che sono quelli di Conver, e sono quindi quelli di Jodorowsky e Camoen, li ho fatti diventare tridimensionali, quindi campeggiano lo spazio. E quindi chissà, prima o poi mi uscirà una mostra pure di questi. Il tempo non è ancora maturo perché sto pensando a Pinocchio, ma quelli sono parcheggiati da me in Pinocchieria. Qualcuno li ha già vista, tu li hai già visti, tu li hai visti, qualcuno ha avuto la fortuna di vederli, qualcuno vorrebbe vederli, magari ci sta anche seguendo, ma ancora non è venuto a farmi visita, gli altri aspetteranno. Esatto, però c'è da dire questa cosa, comunque seguite i social di Maestro Dasha perché lì avete la possibilità di frugare un po' meglio e di avere un riferimento visuale di tutto ciò che stiamo dicendo oggi, perché Mhm. detto così sembra, io nel frattempo che tu parlavi ovviamente visualizzavo tutte le cose che ho avuto l'occasione di vedere nell'arco degli anni e nello specifico di recente perché sono andata a passare una bella mattinata nella tua pinocchieria e ho Facendomi potuto perdere un sacco di proprio... tempo utile per lavoro, tra l'altro, che non ti Sono... sentiva sta nuda. Zitto, Ma guarda, non è per bugia. no, è stato un incontro fra titani, ovviamente, perché non so chi parla di più tra me e te, È quindi vero, è non si stato sputa per veramente terra. un incontro tra titani, però era anche necessario, veramente, adesso non è perché Serviva voglio farlo, dire, ecco. però senza toccare con mano, senza vedere tutto ciò che anche si vede attraverso i video o attraverso le immagini, non è chiaro veramente il tipo di Certo. lavoro che è stato fatto. Però, a maggior ragione, noi che stiamo parlando di questi argomenti, vi chiedo sotto la descrizione del video trovate comunque tutti i riferimenti dei social di Maestro Dasha, così potete andare un po' a vedere. Ho persino una sfigatissima pagina di YouTube di Maestro Dasha, che c'è anche la mia pagina di Maestro Dasha del Baloccaio su YouTube, dove ci sono pure i video delle mie letture di Pinocchio nel periodo del suo disespero umano di qualche anno fa. Sì, Oltre c'è anche su Sanne su Stresio stai Sì, dicendo, su signora, brava. cioè, stavo Sì, sì. parlando ovviamente di Covid e pandemia, ma in sardo abbiamo avuto modo di mettere, io lo chiamo Sanne su Stresio, Sanno de su disespero umano, è bellissimo, veramente, complimenti, questo mi mancava, ma ci sta Aggiungi benissimo. e segna cheat Maestro Dasha. Esatto, lo userò, sappilo. Beh, Comunque certo. sotto trovate il sito, quindi dal sito poi potete andare insomma, a tutti i social, così potete frugare un pochino e vedere meglio tutti i lavori che ha fatto finora. Importante tutti i riferimenti che hai fatto anche al mondo culturale sardo, no? Noi stavamo parlando, ti ho fatto nella domanda, lo vivi come un dono, quindi come un dono, ma anche proprio in sardo, un dono, cioè nel senso di un talento Mm. anche tradizionale, cioè io capisco che tu abbia rotto con, diciamo, il tipo di tradizione per come era stata tramandata fino a quel punto, però tecnicamente non l'hai fatto, nel senso che hai continuato a utilizzare il legno, hai continuato a lavorare il legno, anzi hai rifunzionalizzato, come si direbbe in antropologia, quindi hai dato una nuova funzione alla tua capacità che ti trasporti di generazione in generazione. Io credo che Oppure tu, possiamo anche dire di aver un po' tradotto la tradizione, una cosa del genere, c'è un po' non lo so, aggiornato, insomma, sì, comunque, aggiornato, sì, però secondo me gli hai dato una nuova funzione, perché è un po' come quando ci sono i talenti di tipo esoterico negli operatrici, operatori tradizionali, quindi non so, la capacità di fare su Brevu, per esempio, per il malocchio, no? Quindi San Migine mhm, Sogo, la capacità di fare su Brevu per allontanare gli uccelli che ti mangiano tutto quanto quelle sono cose che sì, sì. si tramandano di generazione in generazione, però poi, arrivati a questo punto, qualcosa deve cambiare, deve rifunzionalizzare, perché Certo. ovviamente bisogna attualizzare. Questa è In tutte le cose, tradizione. gli aggiornamenti sono importanti in tutte le cose, per cui dicono si può pretendere di utilizzare robe ancestrali, sì, puoi usarle anche, però devi anche utilizzarle nei tempi moderni, quindi in qualche modo, hai detto bene, rifunzionalizzare, o il linguaggio va comunque aggiornato, va aggiustato, va reso contemporaneo, cioè in qualche modo deve tornare ai tempi moderni, cioè, Sì, senza dimenticarci comunque quello che c'è dietro, quello non è da dimenticare, però deve essere funzionale ai tempi di adesso. assolutamente. Faccio una domanda quindi in questo senso. Che cosa hai conservato di tradizionale nel tuo lavoro di oggi? Cioè, che cosa ti ricordi, per esempio, di qualcosa che ti ha insegnato tuo nonno, tuo padre? O che sai che tuo nonno ha imparato da suo padre, per esempio, no? C'è qualcosa che sicuramente
ti ritorna durante il lavoro in questo senso? Allora, io ti ho detto anche altre volte come mi definisco io. Mi definisco un tecnoleso, quindi uno che con la tecnologia non c'ha nulla a che vedere, che sarebbe anche un po' anche una bugia, perché alla fine comunque sono un designer, alla fine comunque gli strumenti li utilizzo anche io. Ho scelto però per scelta mia di non utilizzare gli strumenti, diciamo, digitali per l'artigianato digitale, ma prima non li volevo utilizzare perché mi davano fastidio. Adesso non mi danno fastidio, ma non li voglio utilizzare lo stesso. Per me il lato creativo è da fare con le mani, cioè, certo la parte comunque intellettuale e mentale ci deve essere per forza, la parte anche diciamo grafico illustrativa c'è lo stesso, la puoi fare con mezzi contemporanei e con i mezzi tradizionali. A me piacciono i mezzi tradizionali, quindi carta e penna, pennarelli, acquerelli, e questo è il mio modo di fare i miei bozzetti. Il discorso di base è che io utilizzo per il mio lavoro i sistemi che si utilizzavano prima per i lavori normali di falegnameria, quindi tagliare, levigare, incollare, morsare, togliere i morsetti, rilevigare, dare forma, modellare, dare il colore, rimontare, lucidare, tutti questi passaggi qua li continuiamo a fare a Santiga. Perché li faccio a Santiga? Perché io mentre sto dando forma a un mio manufatto, meglio ancora se poi il mio manufatto ha una valenza anche artistica, lo devo sentire con le mani, con le mie mani. Quindi non voglio lì un mezzo esterno che si interpone tra me e il mio lavoro. E il mio lavoro, dico, la mia creazione deve essere fatta con queste zampe. Fin quando queste mani funzionano, devono farlo loro. Non ci sono, non ci sono diciamo, alternative. Io voglio che si faccia così. C'è un altro problema che è molto grosso, è nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni, che le scuole attuali stanno mandando completamente, lo dico in francese, a puttane, proprio perché non c'è lungimiranza di un certo tipo di corpo docente, non c'è lungimiranza, peggio, di un certo tipo di classe dirigente della scuola, che si pensa e pensa che i mestieri del passato non possono essere aggiornati, e per cui dico, per il futuro dei ragazzi quelle strade non sono da percorrere assolutamente, nemmeno nel campo creativo, e quindi dico, questo è il danno peggiore che si possa fare. Stiamo perdendo la possibilità che le nuove generazioni imparino a usare le mani. Infatti tutti i bambini sono dei rincoglioniti, e non lo dico per male, lo dico perché lo vedo che non hanno più la capacità di impugnare una matita. Le dita opponibili per qualcosa ce le abbiamo, noi non siamo dei primati. Io faccio laboratori esperienziali con i bambini di età scolare, e la loro gioia di toccare il materiale con le mani, pur partendo dal presupposto che non possono più utilizzare strumenti di taglio, strumenti di foratura, strumenti con la corrente, strumenti che bucano, insomma, quasi praticamente niente. Ma già il fatto che possano toccare un materiale che è ruvidino, possono sentirne, annusarne comunque l'odore, vedere che questa è una tonalità, questa è un'altra tonalità, che con la carta vetrata lo può far diventare liscio. Ma se nessuno glielo insegna, perché nel sistema scolastico attuale hanno tagliato tutto e avremo delle perfette amebe che stiamo coltivando, anzi stanno coltivando, perché io, grazie a Dio, chi per lui, oltre ad avere una gatta in casa, non ho figli, e per fortuna non ho da dover preoccupare del loro futuro, mi preoccupo proprio del futuro dei vostri. Quindi mi posso preoccupare lo stesso, perché non è per il fatto di non averne miei che non debba preoccuparmi di quelli degli altri, però a questo punto anche la genitorialità ci deve pensare, a premere, a fare pressione su certe figure che devono amministrare la formazione delle creature di adesso per il nostro divenire. Assolutamente. Suppongo. Poi, guarda, la verità è questa, che ci sono tutto è sul personale, nel senso che se becchi bene, becchi l'insegnante che è illuminato, che è sensibile, attento a questo tipo di Che però è discorso, solo, e ti solitamente è fa bene. solo, Esatto, e esatto. E quindi quindi, poi perdere speranze, perché dà molta energia senza avere poi nemmeno un esatto. grazie, quindi dice, ma No, chi me no, lo fa vabbè, fare? ovviamente io mi alleo immediatamente, parlo da Sì. genitore, quando becco questo tipo di figure mi alleo immediatamente, quindi cerco di portare il mio contributo, però è raro trovare degli insegnanti così illuminati. Tendenzialmente, insomma, si creano delle dinamiche più fastidiose. È eh, morto, è morto qualcosa, mi sa, Marta? No, Opla. no, ti stai
Frizzato si dice. Ah, sì, frizzato. Sono rimasto Si fermo dice così. frizza sì. Ah. Frizzatissimo. Però eri sorridente, quindi era un Ah beh. frizzo bellino. Dai, è andata bene. Quindi sì, dipende molto ma in linea generale la struttura è fatta malissimo, è fatta proprio veramente per non permettere di avere una materialità. È tutto diventato molto astratto, molto digitale, veramente. Sì. Si è passati completamente all'idea della digitalizzazione del pensiero. La realtà è più quella online ormai che quella fisica. Cioè, mi ricordo di aver sentito frasi come, vabbè, ma tanto poi scriveranno al computer, quindi non c'è da Mm. preoccuparsi. Ma invece mi fa rabbrividire questo, sia chiaro, eh. Potremmo tagliare 4 dita per mano e al computer ci lavori con un dito per volta. Cioè, Tanto gli altri 4 non servono. è Cioè, terribile, è eh. veramente terribile. Quindi assolutamente sì, sono d'accordo con te sull'aspetto della materialità proprio del lavoro e anche del lavorare in legno. Quindi sì, la vivi abbastanza come un dono. L'altra domanda Sì. da farti era quello proprio di come mai il maestro Dash, come mai il baloccaio, ma l'abbiamo capito. E quindi passiamo direttamente un po' al centro delle domande. Io Mhm. volevo parlarti di un altro aspetto, cioè l'aspetto che già hai accennato, che è quello del legame con la terra, ma in termini proprio anche di identità e di cultura. Mhm. Nel tuo Mhm. lavoro comunque mi sembra evidente che fai molto riferimento anche a questi aspetti, hai parlato appunto delle figure, per esempio Chardonnay non è venuto oggi a salutarci, dove ce Ah, l'hai no, Chardonnay? Chardonnay ce l'ho giù in Pinocchieria, ce l'ho in Ah, Pinocchieria perché è qui sotto, però se scendo lì al buio alle scale non lo vado a prendere, quindi no, adesso no, qua, io pensavo fosse in tournée da qualche parte che ce no, l'avessi. no, allora, no, diciamo così, Chardonnay, quello che è in tournée, non ce l'ho io. Chardonnay in tournée, quello che fa più tournée, che va nei posti più remoti della Sardegna a fare il trekking, a fare il climbing, è uno Chardonnay un po' più piccolino rispetto agli altri, perché è comodamente riponibile nello zaino del mio amico Gambella, che lui va a farsi questi trekking molto micidiali. Mi ha parlato un paio di volte, mi sono riempito di acido lattico, poi ho detto, Castia, Deo, mi appragi vuro, ma non posso andarci. Quindi Chardonnay va con zio Gambella che mi fa le fotografie nei posti più toghi e ogni settimana mi manda il report di dove è stato e quindi quelle fotografie di Chardonnay vanno poi a riempire i miei canali social dimostrativi. Invece Chardonnay che mi porto io che ce l'ho sempre invece nella mia macchina va nei posti che sono un pochettino più comodi, visto che c'è un po' il culo di pietra, quindi un culo pesante, io faccio pochi passi oltre la macchina e Chardonnay non mi è scomodissimo da portare dietro il mio Chardonnay, quello che ho con me. Poi c'ho gli altri Chardonnay un pochettino più grandetti che sono un po' più impegnativi da portare, che ogni tanto li porto io in escursione. Qualcuno ce l'ho in Pinocchieria, due ce li ho adesso nella sala prove che abbiamo qui in paese, che dovrò riportarmeli qua domani in Pinocchieria perché li disturbano, perché abbiamo, ovviamente si usa per sala prove, quindi devono suonarci e quindi due presenze in più da 1,50 m occupano lo spazio di due persone in piedi e c'è bisogno di spazio di movimento. Poi gli altri Sciardana di forme un pochettino più comode le portiamo invece noi in giro negli spazi che ci piacciono per farli ricaricare di altre emozioni o di altre luci prese in quei posti. E quindi abbiamo la sacerdotessa, abbiamo il sacerdote, abbiamo qualche altro personaggio che ho rifatto prendendo a memoria, anzi a ricordo, alcuni bronzetti della nostra arte nuragica. I miei sono di legno, per cui non faranno mai quella vita così lunga, perché poi c'è il tarlo Baballotti che va a rosicchiarseli, ma per quanto questi durano, noi ce li portiamo comunque appresso. Perché hai scelto di ricostruire in forma lignea quel tipo di iconografia? Cos'è che ti ha colpito? Cosa ti ha toccato più che colpito? Perché fanno molto parte della mia appartenenza. Io sono di qua, loro sono di qua, ovviamente non copio i materiali perché, e non copio nemmeno le forme, però prendo idea e prendo spunto riattualizzandolo chiaramente in una chiave che è mia ed è indiscutibilmente mia, quindi mi piace ripropormi le bronzettistiche, cercare di riproporre anche in alcuni miei lavori proprio certi bronzetti che sono riconoscibili, che riconosce il mio arciere, come può riconoscere un pugilatore, come può riconoscere un soldato orante, un arciere con stocco, li puoi riconoscere proprio perché hanno quelle posizioni, però chiaro che le vedi che sono di Maestro Dascia e non di un altro artista, però vedi che la radice è quella, però vedi che la radice è fondamentale,
probabilmente se non fossi stato sardo avrei fatto un lavoro analogo con la parte, diciamo, antica della terra che comunque mi vedeva operarci sopra, nella terra dove io nasco. Ci sono queste figure di eroi, che anche magari non per forza eroi, ma esseri umani di quel periodo, poi potevano essere eroi o non eroi, però erano i nostri antenati, di cui io ho profondo rispetto, venerazione, stima e comunque affetto, perché per me io ci sono affezionato, io sono troppo legato. Poi posso fare lo spiritello del bosco può sembrare quasi un elfo dei boschi del nord Europa, perché anche lì gli può piacere pure qualcosa, cioè lì l'elfo da bosco, ma il bosco ce l'abbiamo anche noi, e le persone legate al bosco ce le abbiamo avute anche noi, altre forme comunque sciamaniche comunque ce le abbiamo avute anche noi, ne abbiamo anche contemporanee che hanno magari delle forme attualizzate, perché siamo nel 2024, 4, e gli sciamani ce li abbiamo e le sciamane ce li abbiamo lo stesso. Certo, come dicevo prima, non sono figure per tutti. Ti dico un altro piccolo aneddoto. Qualche settimana fa mi viene un cliente a trovarmi da me in pinocchieria, voleva un Pinocchio, Pinocchi però da vendere al momento non ne avevo, gli ho fatto, gli ho detto guarda, prendiamo la commissione, ve lo preparo e poi o ve lo spedisco, o ve lo porto io da voi, oppure no, preferiamo farci un'altra gita da te ad Ale, se ci piace venire comunque farci una passeggiata a vedere anche la Marmi, la ripassiamo noi da te. Quando è passato, lui con la sua signora ha visto da me in pinocchieria che c'era una... Cosa sono questi cosini? Su un bel panno di orbace nero campeggiavano i miei pendoli. E quello li guardava, ma cosa sono? Ma sono trottoline? No, non sono trottoline, sono dei pendoli per cercare delle energie. E mi ha guardato un po' storto. Ha detto, cosa vuol dire cercare delle energie? Ho detto, ha presente lei il bastone che usa il rabdomante per trovare l'acqua? Ah, sì, sì, sì. Ecco, si immagini una roba che può avere un uso anche per quello. Ah, però per usarlo, e tu lo sai usare, mi ha detto. No, io sono uno che li fa per chi li sa usare. Chi li sa usare me li cerca, io li faccio pensando a loro, anche cercando dei materiali particolari, perché li cerco e me li seleziono, me li curo, me li controllo e ho una gamma molto ampia. Però la questione funzionano con le persone che sanno farli funzionare. Se lei non ha quel tipo di inclinazione, questi pezzi non sono per voi. Cioè non sono né per lei né per la sua signora. La signora guardava pure un po' incuriosita perché questi sono belli oggetti. Ha detto, guarda, nella peggiore delle ipotesi, se uno non lo utilizza per trovare delle energie, potrebbe indossarlo come un bel monile, perché no? E quindi gli diamo un'altra funzione. Però quelle persone che me li stanno cercando, prevalentemente sono streghette femminucce, me li stanno cercando perché li vogliono per fare certi tipi di lavori che non possono fare tutte quante le donne o anche tutti quanti gli uomini, possono fare solo quelle che hanno un certo tipo di inclinazione, di predisposizione e di dono, per tornare al discorso dono. Assolutamente, assolutamente sì. Sì, non è facile proporre certi tipi di oggettistiche, ma in Infatti mi dico, generale. ma perché non li porti alla fiera dell'artigianato? Non c'entrano accidenti con la fiera dell'artigianato. Possono prenderli come dei begli oggetti da poter guardare, ma devi spiegarlo e posso guardare spiegando agli ottusi. No, non ne ho proprio voglia. No, Cioè, certo. lo spiego a chi ha voglia di capirla la cosa, lo spiego a chi invece è già interessato all'argomento. A quel punto, a chi è interessato Assolutamente. all'argomento mi dice anche: Ma non è che li fai anche con quest'altro materiale? Questo materiale non ce l'ho a disposizione, però lo posso procurare perché in questo tipo di. Posso alzarmi a bere un bicchiere d'acqua? Sì, anche Se io lo- devo. Sì, sì. Perché Ragazzi che ci state ascoltando, scusateci un secondo, io devo attaccare la batteria al computer e Maestro Dasha deve bere acqua. Siamo anarchici, abbiate pazienza. Un secondo, la pubblicità, vi mandiamo. non è così. Oggi, la bua, sì.
Eccomi tornata. Stavano parlando con... come si chiama? Scusami, posso sapere il nome di questo tuo amico che hai lì a fianco? Ah, aspetta, ma Fede non mi sente perché non ha le Ah, cuffie. aspetta, ci Infatti. siamo? Un'orecchia, l'altra orecchia. Ho detto, stavano parlando sicuramente con il tuo amico, ma com'è che si chiama lui? Quale Quello che hai... amico? Quell'amico che hai a fianco, come si chiama? Ah, lui è il mio alter ego, lui è il mio crocifisso di me medesimo, è un È baloccaio. un nome, non gliel'hai messo, scusa. No, lo sai che non gli ho mai messo, diciamo così, Dai, sai che c'ho come? Cioè, i non sai come capelli. presentarlo agli altri, lo devi presentare. Allora, lui, se devo presentare agli altri, gli ho fatto degli occhi, se gli togliamo gli occhiali, posso? Aspetta, me lo voglio vicino. È che è pesante! Ciao, guarda che carino. Ciao, Ecco qua. gli tolgo anche gli occhiali. Così- Cioè, gli occhi, sì. Ah, Ok. c'è gli occhi un po', gli rimettiamo il suo porretto in bocca in modo che anche lui, Esatto. se ha voglia di rilassarsi, si può rilassare un pochettino. Gli rimettiamo gli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero, Mistero. visto che l'altro giorno hai fatto la trasmissione su Battiato o qualche tempo fa, e sta Tempo. buono. Sì, sì, Questi sì, qui sono sì. i capelli di carnevale. No, ma Ti guarda, rimetti... sappi che Mm. con il mio amico Dagon Lorai sareste una coppiata allucinante. Sto cercando di fargli passare il mare e farlo venire qua da Napoli per presentargli tutta una serie di persone. Tu sei uno di quelli che Di quelli assolutamente deve presentabili. conoscere. Sì, sì, Oh, sì, che dovete conoscervi ah, perché veramente, cioè, guarda, potrebbero se mi cade... nascere cose interessanti, lo Ah. dico tranquillamente, proprio grandi cose interessanti. Sì, allora dicevamo, abbiamo parlato un po' quindi del radicamento fondamentalmente, no? Sì. Quindi Sciardanedo con tutta la serie che parla dell'iconografia, diciamo, più antica nuragica, poi hai nominato ovviamente tutta l'altra parte dell'iconografia che ancora attualmente abbiamo in corso, quindi può essere la questione della Settimana Santa oppure La l'alternativa Sar- pagana della Sartiglia, ma Sì, in sì, ogni esatto. caso ci tiene comunque a sottolineare sempre tutti Sì, gli sì, sì. aspetti della nostra tradizionalità perché fondamentalmente fanno anche parte del tuo quotidiano. Il tuo radicamento è alle pendici del Monte Arci, è giusto definirlo Sì, così, sì, dirlo in sì, sì, questo sì. modo. E beh, siamo come i Eh, piedi, quindi siamo lì. sì, e quindi sicuramente è molto forte anche in questo senso il tuo radicamento con tutta la zona circostante e in questo senso infatti volevo chiederti anche proprio il rapporto con la lingua, la cultura e Mhm. anche con la terra come elemento in questo senso qua, quindi anche con la natura. D'altronde il legno è l'espressione massima, no, della naturalità. Io l'ho definito quinto elemento, anche nel titolo di questa live. Ma perché lo definisco quinto elemento? Perché il legno, quando è vivo, quindi sotto forma di albero, ha in sé proprio tutti gli altri elementi, alle radici nella terra, dalla quale Prende l'acqua. prende l'acqua, l'acqua si trasforma attraverso il sole che è fuoco, quindi l'aria, cioè praticamente il sunto di tutti gli elementi. E Certo. l'albero che poi diventa legno appunto nel momento in cui ha un utilizzo che è memoria, no? In questo senso qua. Allora, Eh, quindi sì, men- raccontaci un po' anche di questo Mhm. aspetto più elementale, più legato alla terra. Allora, mentre per il grosso dei miei lavori, comunque con cui faccio la mia parte creativa, artistica e artigianale, utilizzo dei legni che per linea di massima sono come per pino che legni di catasta. Il grosso dei miei lavori è fatto in pino e abete. Molti sono fatti proprio con pezzi di bancale, il pallet, quello che si utilizza per trasportare comunque materiale commerciale, da materiale per l'edilizia, materiale per ortofrutta, eccetera, eccetera. E con quel materiale ci faccio un sacco di produzione, veramente un sacco. Quindi quello materiale che per me è comodissimo da utilizzare, è facilmente reperibile, non devo fare neanche tagli di altre cose. Però poi c'è un altro aspetto che invece mi interessa moltissimo. Sì, passeggiare per i boschi è come per passeggiare pure per le spiagge, mi permette di entrare a contatto con altro legno. Il legno che trovi nei boschi è un legno particolare perché è legno di caduta per linea di massima o di potatura o di pulizia delle cose. Lo trovi lì e che se lo trovi lì
appena tagliato e lo porti via, riesci anche a salvartelo per lavorare. Se lo trovi dopo molto tempo, con buona probabilità, se lo trovi nel bosco, non ti serve a niente. Arrivano i funghi fanno il loro lavoro di gnam 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 gnam, di mangiucchiarselo. Arrivano le termiti, gnam gnam gnam, e se lo smangiucchiano. Arrivano le piogge, arrivano altre muffe e comunque tempo di una stagione, massimo un anno, quel legno ha preso, diciamo, la via del disfacimento, come nella natura succede. Però qualche pezzo di rametto preso per tempo è diventato qualcosa anche per me, quindi con legni del territorio, del mio territorio, perché non è che me ne vado a passeggiare lontano e poi mi devo caricare la macchina di legni presi lontano, sono scomodi anche da portare, poi in certi frangenti non li puoi nemmeno prendere, potessi anche prenderli, ma poi in macchina non te li puoi mettere perché non c'è lo spazio, non ti porti dietro nemmeno un seghetto per tagliare almeno quella parte che potrebbe esserti utile, quindi prendi quelli che sono di vicinato. Nel vicinato io c'ho il Monte Arci, quindi qualcosa da lì lo puoi trovare, pezzettini di corbezzolo, pezzettini magari di un ramo di lecio, oppure dalla parte di Pau, quindi dall'altro versante, cioè dall'altra parte di Monte Arci, sempre vicino a noi, dove ci sono proprio i giacimenti dell'ossidiana, di Saavedra Grovia, lì e sono boschi ricchi di sughero e io lì ho cominciato a utilizzarmi il sughero del bosco, ma non il sughero che vai a cavare dalla pianta, quindi con grandi superfici per poterci fare altre cose, no, raccoglievo i sugherini da terra. I sugherini da terra vuol dire che sono i rami caduti dove la parte interna del legno si è marcita, tu ci metti un dito dentro, buchi e hai tu la corteccia di sughero che non la intaccano subito gli animaletti xilofagi, quindi che si mangiano il legno, e tu questo elementino così già preforato ci metti un basamento, diventa un piccolo contenitore. Prima nei nostri territori di Sardegna, comunque che il sughero era abbondante, tutte le attività, tutte le persone che lavoravano prettamente nelle campagne o in montagna, quindi a contatto col bestiame, con il sughero ci facevano scanetti per sedersi, ci potevano fare il vassoio sammodizza dove metterci il maialetto, l'agnellino e le altre cose cucinate per poter mangiare, ci facevano dei contenitori per conservare alcuni tipi di pietanze, ci facevano le tazzine per metterci il sale all'interno, ci facevano dei piccoli contenitori dove poterci mettere dei liquidi da poter anche bere, perché si utilizzava quello che si aveva, a disposizione c'era quello. Io con questo materiale qua per il CEAS a Genoni ci ho fatto l'anno scorso dei piccoli piccoli vasetti dove avevamo poi utilizzato delle matite con la parte finale, una capsulina con dei semini ad alta germogliabilità di piante che potevano essere del territorio o di altri territori pure, adesso non ne parlate di dove, ma tu ci mettevi della terra dentro il vasetto di sughero, ci mettevi anche la parte residuale della matita che aveva i semini di alta germogliabilità, innaffiavi un po' e da lì nasceva una piantina dal tuo sugherino. Potevi utilizzare terra locale o terra di altre parti, però adesso sono dei dettagli, però tu con questo materiale del territorio hai fatto un oggetto che si può utilizzare. Questa è una cosa che è molto importante per altri tipi di messaggi, non per forza un messaggio di tipo artistico, ma di uso di quello che il territorio ti dà. Voglio fare, rischio di sembrare un pochettino prolisso o un po' troppo lungo. Anni fa vado in Sicilia e vado a fare una passeggiata al Parco dello Zingaro. Il Parco dello Zingaro è un parco naturale e lì praticamente, come abbiamo anche da noi in Sardegna e buona parte del Mediterraneo, c'è la palma nana. La palma nana non è una palma che non è cresciuta, è una palma che rimane bassottina, però in territori che erano più aridi, la palma nana diventava un elemento molto importante per farci... Miccia sta fermati. No, sto dicendo la mia gatta, Mina. In per farci Sardegna praticamente... ce l'abbiamo, non c'è più tantissimo, però nel Sulcis veniva Sì, proprio sì, sì, utilizzata come perché utilizzavano materiale. la foglia, veniva poi, non è giusto dire cardata, ma veniva sfilata con un apposito pettine con dei denti chiodati e tu la rendevi a striscioline. Queste striscioline poi potevano essere intrecciate, come non facciamo in cannugao con la canna, però potevi utilizzarla per fare, che ne so, cestini, per fare Sì, sì, sì. corbule, per fare... per le mulattiere facevano delle corbule da dover mettere al dorso di mulo, da una parte e dall'altra del mulo, per caricarci materiali anche pesanti. E con uno studio fatto dall'Università di Palermo, perché comunque è in provincia di Palermo o di Trapani, comunque sono lì vicini, il parco è, diciamo, a cavallo tra le due province, avevano fatto anche degli studi con la facoltà di architettura del riuso contemporaneo di questo materiale che
era stato molto importante prima quando non c'era la plastica oppure i materiali sintetici che vengono utilizzati. Questo era un po' un discorso. L'altro discorso del radicamento della terra, dei nostri legni locali, io da qualche anno lo sto comunque portando avanti con un po' più di attenzione, perché mentre per i miei lavori creativi, per linea di massima, utilizzo un legno chiaro e tenero che può essere l'abete, può essere il pino, che poi coloro io con i colori acrilici, con degli impregnanti, con colori all'acqua, ma il colore poi decido io che colore devono avere i manufatti finali. Poi da un certo periodo ho iniziato a fare dei personaggi o dei lavori utilizzando i legni con i loro colori. Quindi diciamo che il colore che assumeva il manufatto artistico era dato dalle tonalità delle varie essenze di legni. Quindi i legni sono legni commerciali, può essere il rovere, può essere il mogano, le varie varianti di mogano, noce, può essere ciliegio, possono essere essenze di uso in falegnameria che arrivano comunque da altri continenti, essenze pregiate africane, essenze che poi non sono più in commercio. Quindi io qualche cosa ce l'ho di scampolini nella, diciamo, vita della nostra attività familiare, aziendale, familiare, ho qualche pezzo mantenuto in archivio, ma non per farci falegnameria, sono pure piccoli pezzi che però io utilizzo in maniera molto parsimoniosa e con molta gelosia, perché di quei materiali poi magari non ne ho più e quel colore lo finisco, quindi me lo conservo soltanto quando so che per quel lavoro specifico quel legno lì ci sta benissimo. Quindi è un lavoro che è molto più attento e con molta più cura e attenzione. E L'altro quali lavoro, sono questi tipi di lavoro? Nel senso, sono dei lavori specifici? allora, eh, io ho un cliente a cui sto facendo da tempo la sua collezione di personaggi di Pinocchio, come quelli della mostra di Pinocchio in Firenze, esclusivamente con i colori dei legni. L'unica licenza che mi sono potuto prendere era nel fare la fata turchina, perché il legno turchino non esiste, in natura il legno turchino non c'è, puoi trovare tu legni che possono avere tonalità che si avvicinano al verde, che si avvicinano al rosso, varie gamme di gialli, varie gamme di marroni, il nero è l'ebano, e l'ebano è un legno che non è che te lo trovi così dal tuo venditore di fiducia di legname, no, il legno di ebano l'ho comprato quando ho fare certi lavori da siti che vendono materiali per liuteria, quindi per chi fa strumenti musicali e costa l'ira di Dio, lo compri e non mandi via nemmeno una piccola scheggettina quanto un'unghia, che potrebbe diventare un elemento di impreziosimento di un altro lavoro, per cui io tutti questi coriandoli di ebano me li tengo conservati. Però per un altro tipo di lavoro, che se vogliamo adesso toccare il tasto della mia pendolite acuta di questo periodo, che mi sta prendendo da un po', ho fatto una scelta differente Aspetta, per aspetta, fare me lo ridici per favore come lo dici tu in sardo? quale? I pendoli, come li chiamo in sardo? I zappicaionisi. Appicaglioni, già mi piace pago, Eh, appicaglioni, è o bellissimo. pendaglioso, che però pendaglioso lo prendi dall'italiano, che da pendaglio, pendente, però appiccaionisi sono roba da appendere, quindi che penzola anche tra l'altro. Esatto, che Quindi penzola, esatto. è che penzola. Quindi per fare questi tipi di lavori ho iniziato a utilizzare dei legni vicini a me. Per dire, quando ho fatto il saluto di questo inizio di chiacchierata, che sono arrivato a Toto Lumbao e con il dolore di acido lattico Fizza di Sorigas, sono andato a raccogliere olive in questi giorni qua. Nell'oliveto di famiglia di mio nonno materno, quindi l'altro mio ramo, quindi non quello paterno che è del legno, abbiamo le piante di ulivo e abbiamo delle piante di mandorlo che poi mio nonno aveva anche spiantato, ma qualcosa è rimasta. Per cui dico, i miei pendoli sono nati inizialmente con ulivo e mandorlo della località di Puzzezzi, che è campagna di Simala, un comune a 6 km dal mio, da Ales. E quindi questi pendoli li ho fatti con del legname particolare di piante messe da mio nonno, se non erano di mio nonno erano di mio bisnonno materno, comunque messe sempre da gente della mia linea di sangue. Una scelta mia personale, non me l'ha prescritta il medico, non l'ho fatto perché qualcuno me l'ha suggerito, ma l'ho fatto perché io me lo sono sentito. Questa roba qua l'ho fatta per fare i miei pendoli.
che poi ho capito che a chi piace la radiestesia può essere interessante, a chi piace fare ricerche esoteriche è interessante. A questo punto ho approfondito un po' di più. Una mia carissima amica Luisica, che saluto tantissimo, è stata la causa della mia passione per i pendoli. Ma ho detto, perché non me lo fai Giglietti un pendolo così e cos'ha? Ha detto, no, ma io non c'ho il tornio, io il tornio non lo uso, il pendolo ha una forma che è tornita, è troncoconica, è conica, comunque in ogni caso è una forma affusolata che si fa con il tornio, ma io il tornio non lo uso e quando li ho fatti utilizzando impropriamente il trapano verticale come tornio verticale, poi mi sono proprio stufato di volerli fare col tornio verticale così a tascotto, io li faccio in un altro sistema che è il mio sistema, per cui non sono nemmeno precisissimissimi, però sono No, non molto è più... vero. Allora, questo diciamolo, dato che stiamo parlando di questa cosa, poi così poi affrontiamo l'argomento energie, simbolismi, spiritualità, esoterismo. Iniziamo così. Allora, io ho preso due creature di Maestro Dasso, perché ovviamente io non compro le creature da te, da tante altre e altri artisti e creatori perché sono strumenti funzionali. Chi pratica, studia prima e pratica dopo, ha necessità di strumenti funzionali. Allora, si può fare un po' di esercizio con delle robe che trovi così random, fatte a commerciali, sì. macchina, senza cuore, senza niente, perché così ci stai prendendo dimestichezza. Però a un certo punto hai necessità di uno strumento che sia veramente efficace e funzionale. Per quanto riguarda la radiestesia, io ci lavoro da almeno 15 anni, a periodi riesco a raggiungere degli ottimi livelli, poi mi si spacca tutto perché ovviamente quegli strumenti non sono funzionali, non reggono il mio tipo di forza pratica alle spalle a tutto lo studio, diciamo anche intellettivo. E non mi reggono queste robe, o li spacco, li perdo, proprio, insomma, di Vuol dire tutto. che loro hanno finito la loro funzione per questo. Esatto, non riuscivo più. Infatti ero anche molto delusa perché sinceramente la radiestesia è una pratica molto interessante, soprattutto per chi lavora con gli elementi e con gli elementali, perché sono dei tramite, diciamo, che hanno in sé già quell'elemento e ti permettono di lavorare. Quindi il mio sogno era avere un bel pendolino in legno, ma fatto bene, fatto da gente. Il mio sogno era questo. Eh sì, però mi servirebbe un pendolo di un legno serio, di un legno che abbia una storia, di un legno che sia radicato nel territorio, che magari sia anche impreziosito da dei racconti particolari e poi magari mi piacerebbe che chi l'avesse fatto potesse avere il dono di lavorare il legno, eccetera, eccetera. Quindi tu immaginati quando io ho visto te che pubblicavi i pendolini, mi ho fatto gli occhi, ho sgranato gli occhi così. No, sono arrivati, eccoli. E c'erano già da 15 anni, perché io poi allora, li stavo facendo più di 15 anni fa, poi mi sono fermato dopo ne ho fatto tre. Due che sono andati a Luisa che me li ha chiesti per lei, per fare i suoi lavori, e un terzo che non mi aveva preso perché era fatto con un legno a detta sua, era il cipresso, un legno che si utilizza anche chiaramente nei posti rituali per il trapasso, quindi i cimiteri, e metto l'inna campusanto non di ollo, legno di cimitero non ne voglio. Poi anni dopo, cioè l'anno scorso, mi metto se quel pendolo che avevo fatto in cipresso l'avevo ancora perché adesso quello lì lo voleva. E però a questo È punto ho detto, quello. però anche Sì, lì sì. studiando altri legni, le potenzialità dei legni, degli alberi, eccetera, eccetera, ho detto, ma li fai solo di questi, perché non li fai anche con altri legni? E siccome io certi legni speciali me li sono sempre conservati, raccolti, o mi sono arrivati magari in dono e quindi so anche chi me li ha donati e da dove sono arrivati per chi me li ha donati, li ho conservati con il nome scritto a gessetto nella testa del legno e sono conservati in un scaffaletto che ho nel mio laboratorio e quei pezzi si toccano soltanto quando so per cosa devono essere usati. Quindi ho cominciato a raccogliere altri legni, il limone da pianta di casa di mia madre, di mio babbo, di miei nonni. Poi mi sono cominciato a raccogliere il corbezzolo, che erano da tagli di campagna, di sfrondature, comunque fanno pulizie. Poi ho iniziato
a utilizzare il ginepro, perché sono delle piante che trovi in natura e non si possono toccare, però ce le domestiche, quindi in casa, e a casa gli fai le sfrondature, gli fai le potature che servono per mettere comunque la pianta in sicurezza, farla crescere comunque meglio, e poi mi sono cominciato a conservare quei legni che notoriamente non gli dai assolutamente nulla. È l'alloro, la laterno, poi mi sono messo da parte il ligustro, che è una pianta da siepe, l'agrifoglio, Cos'è e la poi mi sono... lanterna? In sardo, che cos'è la L'altero, sì, lanterna? l'altero dalla parte nostra lo chiamano sudasaru, è Ah, un ok, legno sì, caso, che sì, sì. è famiglia dell'alloro, comunque una Sì, specie di sì, alloro sì, sì, sì. selvatico, però molto tossico, come le bacche sono tossiche, le foglie sono tossiche e il legno pure non è proprio il massimo del piacere, ma molti legni comunque lavorandoli hanno delle loro tossicità, ma non è che devi annusarli a pieni polmoni, li utilizzi con cautela, anche perché le polveri sono comunque un pochettino dannose, ma non sto facendo lavorazioni industriali, fai delle lavorazioni che sono dei lavori piccoli e li fai con cautela nei tempi e modi che sono da fare. Poi poi mi è capitato una casualità, arrostendo un capretto per una cena con amici, porta quello che porta il capretto, porta questa radice di mirto, una bella radice di mirto che sarebbe finita al fuoco. Io vedo questa radice che prima di iniziare a capire come utilizzarla, ho fatto no, questa al fuoco non ci va, questa viene in macchina da zio Baloccaio, viene in macchina mia, e come lo cuociamo questo? Ah, mancava la cru, ma questo legno nel fuoco non ci va. E quindi ce l'avevo conservato io, già 7-8 anni conservato io, ma avevo una gozzina bella stagionata, una radice molto stagionata, e ho iniziato quindi a tagliare i pezzi marginali della radice, che erano diciamo specie di rametti o di parte radicale, ma il cuore della radice ce l'ho ancora intatto e quello non si tocca fino a quando non so per che cosa. Poi si va in vigna al periodo della vendemmia, la vendemmia è stata già fatta, quindi dopo la vendemmia si fa la pulizia della vigna e si tagliano i sarmenti su sramento, la parte che praticamente permette la crescita dei rametti che portano il nuovo grappolo. Quindi alla fine della vendemmia tu tagli via quello che ha portato i grappoli vendemmiati, in modo che lì poi si vada a formare quello che farà partire i grappoli dell'anno successivo. Questo pezzo viene preso e buttato. Io sono un raccoglitore, raccolgo, conservo, lascio passare il tempo che serve come tempo minimo perché questo stagioni, a meno che non sia già legno vecchio che mi è arrivato quindi per via traverse, e poi provo a lavorarlo. Poi passeggiata, passeggiata, vado a passeggiare perché mi cade l'occhio, perché allora i legni del mare sono diversi, i legni del mare hanno un percorso loro che sì, ce ne sono che sono guasti, che si sono guastati, che sono stati toccati dal tarlo, ma poi il sale dopo va ad aggiustare molte cose, il sale, la sabbia, il rotolio nel mare, insomma ti pulisce dal baballotti, dall'animaletto che lo rosicchia, io quindi li utilizzo proprio per fare altri lavori, invece questi altri legni li utilizzo perché ci voglio fare qualcosa perché sfrutto il loro colore e sfrutto anche da dove l'ho preso. E quindi in buona parte dei lavori che sto facendo io sono con legni della Marmilla, molta roba la sto stringendo un po' il campo, della Marmilla dalla parte mia, quindi del mio paese, noi figli del Monte Arci, quindi abbiamo da poter utilizzare i paesi del circondario, quindi io ho qualcosa che mi arriva dalla montagna dalla parte di Morgongioli, dalla parte nostra di Als, dalle nostre campagne, dove abbiamo comunque gli olivetti, i fruttetti, e io non è che devo tagliarti la pianta, io ho bisogno di un pezzetto che può essere interessante per me, e quel pezzetto io me lo conservo. Adesso che finito il periodo delle nespole, periodo dei cacchi, io mi taglio un pezzetto di ramo di nespole di cacchi, ha finito di dare la linfa alla frutta, quel pezzettino me lo conservo, e se diciamo in questo anno non gli dovesse pungere l'insettino che poi lo tarla e lo consuma, per l'anno 21 quello ce l'ho stagionato e i prossimi pendoli saranno fatti con il cacchi, saranno fatti con il nespolo, saranno fatti con un altro rametto di noce che magari può essere conservato, ma posso fare anche un altro lavoro che se le mie streghette, perché prevalentemente chi sta venendo a cercarmi questo tipo di oggetti prevalentemente sono donne. Quel tipo di sensibilità è prevalentemente femminile. Non sto dicendo che escludiamo dalla possibilità di usare questi pendoli anche gli uomini, ma ultimamente il 98% di persone che mi ha chiesto questi pendoli sono persone femmine, sono donne, quindi una cosa, non lo so se ci sia una particolare predisposizione, però è anche vero che Sono se, tutte sarde, la maggior parte, non solo.
tra adesso quelle che hanno preso i pendoli sono tutte sarde e qualcuna che stanno usando di continente, qualcuna, però sono tutte Kogas Sadrasa. Eh sì, sì, c'è un risveglio in questo E momento, c'è un la cosa grande che mi... risveglio. No, ma poi la cosa bella, guarda, è veramente avere degli strumenti funzionali, perché a volte delle cose tu non ti metti neanche a farle, fino a che non trovi lo strumento giusto per poterle fare, ti Però ripeto. se nessuno li fa, questi strumenti non arrivano. Esatto, è quello il fatto. Io Poi mi sono bisogna messo... anche essere pronti, perché per esempio tu li fai da 15 anni, io 15 anni Sì. che ci lavoro, però si vede che non ero pronta ad arrivare a quel tipo di strumento, nel senso che se non ti arriva vuol dire che non hai neanche raggiunto un certo tipo di livello per poterlo usare bene, capito? Cioè, Allora, funziona anche così. certo, funziona così, ma noi aggiungiamo un altro tasserino alla cosa. Io ho ripreso a rifarli l'anno scorso. L'anno scorso diversi sono stati comunque adottati. Poi ne do a due miei carissime amiche che andavano a fare scuola di Reiki e da lì mi è arrivato un altro contatto perché qualcuno è stato comunque acquistato dalle loro colleghe dei corsi e poi quest'anno, da poco, mi è arrivato un altro richiamo tramite qualcosa che ha seminato l'anno scorso e che però ha fruttato quest'anno. Poi diciamo che ho stoppato un pochettino il lavoro sui pendoli, perché anche lì non è che io faccio pendoli sempre, faccio pendoli quando io mi sento pronto a farli. E sono dei lavori, Giustamente. e son dei lavori che, per spiegarlo a chi non è del mestiere, sono dei lavori che li sto facendo, che sto preparando mentre sto facendo degli altri lavori, cioè del mio lavoro professionale da baloccaio, e li faccio tra una pausa e l'altra del lavoro, quando sto aspettando che si finisca, che incolli bene un pezzo prima di poterlo lavorare in un secondo momento, mi metto, ne sbozzo un paio con un paio di ringhi diversi e mi metto a lavorarli. E quando li sto lavorando questi, la mia testa è completamente scollegata, cioè rimango con la testa e il cervello in stand-by, ma non perché non sono attento a quello che sto facendo, perché sono in un mio loop e sto lavorando praticamente, non dico che sono proprio in trance, però sto facendo quello e sto bene mentre lo sto facendo. Poi può capitare che qualche pendolo mi si spacchi facendolo, perché vuol dire che il legno che ho utilizzato, siccome non sono legni tutti ordinari, sono legni che ho trovato, ho raccolto, la salvia, il legno di vite, e dovrei fare il rosmarino, ma mica sono legni che tu trovi commerciali, devi trovare anche poi una dimensione che ti permetta di essere lavorata, e quella dimensione per essere lavorata ha bisogno di certi tipi di sensibilità e magari mentre stai lavorando ti rendi conto che quel pezzo dentro ha una parte cava che, cioè, ok, quel lavoro lì non può essere utilizzato, via quello ce lo butti, oppure si spacca perché c'era un punto di criticità in quella parte e quindi vai, devi farne un altro. Quella che hai preso tu l'altra settimana con quella radica di rosa che avevo trovato in Camposanto, cioè fuori dal cimitero, dove c'era il giardinetto, l'aiuola fuori dal cimitero, dove hanno fatto dei lavori tempo fa per rimettere fiori nuovi. Quindi hanno zappettato, tolta questa grande radice che è rimasta lì, secca. E questa è per me. Cioè, sei lì, io vado a fare Sì. un saluto ai miei nonni in Camposanto, passo, vedo, non cadermi addosso, passo, vedo questa radice e la prendo e dico, bah, questa è di rosa ed è rosa per forza. Però mica l'ho presa perché dovevo lavorarla subito, l'ho presa per conservarla. Ci ho Che messo poi, il nastro. come si dice in sardo, no, mai srevada, mai srevada. Intanto ce l'ho, intanto ce l'ho. Quindi vado, prendo questa radica di rosa, me la pulisco, gli tolgo la terra che c'era in più, lavorandola poi tra l'altro rispetto ad altre radiche che ho lavorato, ha un odore di terra molto più pungente. Eppure è vero che lavorandola, cioè uno non sa come funzionano come sono i legni o certi tipi di legni, poi ci sono fiori, non ti fa un albero di rosa. Potrei farti anche un tronchetto anche bellino, se cresce, se non la tagli prima, insomma, devi lasciare il tempo che cresca, anche il lentischio, il corbezzolo, noi li conosciamo come arbusti, cespugli, ma ci Però sono possono alberi, diventare possono anche diventare alberi. alberi, hanno tempi di crescita più maggiori, ma possono diventare anche alberi. Quindi dico, per me, dico, se ho un tronchetto di salvia a cui ho fatto dei pendoli, quel tronchetto ha un diametro di 5-6 centimetri, insomma, può uscire qualcosa, ma deve arrivare
a 5-6 centimetri, quindi vedete quella salvia ha già svariati anni. Quindi Sì. adesso le altre piante che oggi stiamo tagliando, siccome non è che io sono un esperto di botanica, io sono uno che lavora in legno, però si incuriosisce. E siccome ci sono certi legni che mi stanno chiamando e so che li dovrò utilizzare, li sto anche monitorando per vedere quanto cresce questa pianta qua. Io mi sono visto le piante di Artemisia, che non sono piante, sono cespugli che li trovi praticamente in campagna. Ne ho visto una particolarmente più grande, ho detto, ma lo sai che quella Artemisia lì, se la lasciamo un paio d'anni e non viene tagliuzzata per metterla poi al fuoco mentre si sta facendo la pulizia dell'oliveto, rimane lì e quel tronchetto diventa bellino, può darsi che una volta stagionato possa diventare un pendente. Qualcosa? Intanto è adocchiata, so dov'è e so che me la sto guardando per bene, perché se c'ha un tronchetto di una certa misura, quel tronchetto di una certa misura mi permette di poter pensare di farci un lavoro. Non sappiamo però come è dentro, spero che tagliandola al midollo che poi rimane molto poroso e quindi mi dice no, ti fai una cosa col buco. Detto, non lo puoi usare col buco, però intanto Certo. se cresce più spesso, anziché usarla centrata, la uso decentrata e mi lo rimane al centro è per un'altra cosa. Sì, Però sì, sì, sì. intanto Allora, poi rispetto a prima cosa, ovviamente tu hai la visione più materiale, quindi del come lavorarlo da un punto di vista materiale. Poi starà invece all'operatore che lo utilizza e dargli invece la funzione dal certo, punto di vista energetico. Quindi un legno di rosa avrà una funzione diversa da quella brava, del corbezzolo, diversa da quella di un altro legno ancora, che starà a noi, come hai detto prima tu, no? Il legno di cipresso, lì per lì, se ti stai avvicinando all'utilizzo del materiale, esatto. ti lascia un attimino così. Poi, man mano che invece ci lavori, inizi a prendere dimestichezza con tutta una serie di energie e E lì ti allora, lanci anche con altri esatto. tipi di... Ma infatti, proprio il discorso che quando uno fa dei lavori particolari, e io dico sempre, quando faccio i miei pupazzi personalizzati, Marta vuole che io le faccia una martingella di legno che è lei, non devo fare 50.000, è uno, devo studiarmi un personaggio che è Marta, e quindi lì c'è poco da girarci intorno. Devo studiare in modo che quel personaggio di legno che sto facendo abbia delle caratteristiche riconoscibili. Per chi la conosce, dice questa è Marta caricatura in legno di Maestro Dasha e lei stessa si deve riconoscere in un manufatto, dice ma questo sono io, è il mio pupazzo che mi ha fatto Maestro Dasha. Il discorso legato invece ai legni, che io invece mi sono incuriosito dai tipi di legni, sono incuriosito dai tipi di legni nostri, voglio usare i nostri, per cui mi ricerco e sperimento io. Quindi anche lì sto facendo delle sperimentazioni che non è detto che arrivi la persona che voglio quello lì di quel legno nello specifico. Intanto io ne faccio perché io voglio vedere come mi escono per il mio gratificamento personale e alle mie streghette sottopongo alla vista dei pendoli che sono belli, ma belli perché lo dico io che sono belli, perché li ho fatti per essere belli e loro devono anche piacere dal punto di vista estetico, non Sì, solo sì, sì. funzionale. Poi deve essere anche funzionale, ma la funzione poi gliela deve riscoprire chi lo sta prendendo Assolutamente. in uso Ma per conto mio. forma è sostanza, quindi la Certo, forma per conto, immediatamente ti... esatto, per conto mio è farlo bello perché deve essere usata per fare delle cose belle e le cose belle le sanno fare le mie amiche belle che le stanno scegliendo. Questo è il messaggio. Non devo fare un pendolo brutto con un materiale bello. Il pendolo deve essere bello, con un materiale bello e di cui si conosce anche la storia. Poi l'altra cosa è, se le mie amiche, io dico le mie amiche, ma non perché voglio fare il venditore di pentole, assolutamente non è lì la cosa, hanno una particolare dedizione a una pianta nello specifico, ma a una pianta nello specifico che è il legame profondo con la persona e me ne procura un pezzo, un rametto, ha fatto una pulizia della pianta del cortile di casa della nonna a cui era molto legata e quella pianta lì, ma si possono utilizzare nel bene e nel male. Vi faccio un esempio, se a me dovesse arrivare una persona, però deve dirmi le cose chiare, ecco, perché io voglio fare delle cose che sono legate a della positività. A me se dovesse arrivare una persona che mi dice questo ramo è il ramo dove si è impiccato mio nonno e me lo dice, io non lo tocco, A non lo soffoco. tocco, non lo tocco, ma sarebbe pure peggio se mi portassero quel materiale non dicendomelo. Certo, io non canalizzo niente perché io divento poi lo strumento per dare la forma, ma chi deve utilizzarlo lo sa
se la persona che me l'ha portato a quel tipo di cose. Quindi stiamo andando a toccare degli argomenti che poi diventano spinosi. Spinosi Però è quindi, giusto mettere in chiaro questo aspetto, è assolutamente giusto. Sono perché stiamo assolutamente lavorando con d'accordo con te. delle cose molto delicate, per cui dobbiamo essere eh, onesti con un certo tipo di etica che non si deve scherzare o giocare con l'occulto in una certa maniera. Questo secondo Assolutamente. me. No, no, assolutamente. Qua sfondi una porta aperta, io lo dico sempre, cioè, non è uno scherzo, non si scherza sull'esoterismo, l'esoterismo è una cosa seria, bisogna studiarlo seriamente, soprattutto non bisogna mettersi a cazzeggiare con le cose perché non è il caso, perché Non è poi il dopo, caso. poi dopo si strappano i capelli che sono disperati perché hanno fatto minchiate giusto per ridere, ma le minchiate per ridere non si Non fanno. si fanno, no? No, assolutamente, sono assolutamente d'accordo con te. Ti volevo chiedere, prima di avviarci in conclusione, perché siamo già a un'ora e un quarto di Sì, come si fa? chiacchierata, Ma va? quindi siccome sta arrivando sghinzo, cioè fame, è il caso di concludere. Però io avrei da farti una domanda importante. Ehm, Abbiamo parlato insomma anche proprio dell'energia e del fatto che tu, ok, magari non le canalizzi, però hai imparato comunque a comprendere determinate questioni. Secondo te, quanto è stretto la correlazione tra simbologia e creatività? Cioè, il fatto di essere tu stesso strumento di creatività. Noi nel mio canale spesso abbiamo definito anche col mio amico Dagon l'artista come medium della creatività, cioè quindi diciamo uno strumento che fa da raccordo nell'arte, che prende l'arte dall'interno, dall'universo e poi lo trasmette e a sua volta ne è strumento in questo senso, no? Secondo te, appunto, la simbologia, la profondità della spiritualità è molto legato a questa energia creativa? Tu la senti? Cioè, senti che il tuo percorso spirituale o comunque percorso, diciamo, esoterico in questo senso sia legato anche al tuo percorso creativo? In alcuni allora, siccome certe cose ci arrivi comunque col tempo, perché non nasci, cioè può darsi che nasca pure che abbia quel tipo di inclinazione, però non lo sai, lo scopri. Poi lo scopri nel tempo. Poi, perché inizialmente è una dote, sai fare delle cose, poi le migliori con l'esperienza, le migliori con la pratica, le migliori con la conoscenza, le migliori col confronto. Poi dopo arrivano delle altre informazioni che entrano nel tuo sistema conoscitivo e a quel punto cominci a fare delle cose anche con un altro tipo di inclinazione, perché prima le potevi fare, allora, il discorso è faccio delle belle forme, faccio delle forme curiose, faccio delle forme che piacciono anche a me ovviamente fare certe forme, ma poi faccio delle cose che ti rimandano a delle cose ancestrali, quindi che vanno a cose più profonde. Io penso di sì, penso di sì. Non sempre però la formula funziona, però io penso che spesso mi ci avvicino molto. Non mi sto né incensando né mettendomi corone né niente. Vedo comunque lavorando nel campo proprio dell'artigianato artistico, vedo che ci sono diversi colleghi che hanno certi tipi di sensibilità, certi che sono dei mestieranti, certi che sono dei veri maestri, ma il vero maestro non solo il vero maestro già âgé, quindi già con un bagaglio di lunga esperienza sul campo e di perizia e bravura. Ci sono anche dei maestri giovani o di persone che poi diventeranno maestre, perché non è solo il titolo e la iscrizione all'albo che ti fa diventare maestro. Questo è un'altra cosa. Cioè, noi siamo maestri perché abbiamo anche il titolo di maestro, però il discorso è che puoi avere il titolo di maestro senza saper essere maestro, puoi essere maestro senza saperlo insegnare agli altri come si fanno le cose. È un concetto di maestria anche sardo questo, no? Sì, Perché su Maistu dell'Inna è sì, il falegname, ma non solo, su Maistu dell'Inna è colui che padroneggia il lavoro del legno, quindi in questo senso anche la maestria, no?
Sì, ma no, dico, maestri anche di altre discipline artistiche, Sì, altre sì. discipline, altri materiali. Puoi essere un maestro con l'oreficeria, un maestro con le pietre dure, puoi essere un maestro con la ceramica, puoi essere un maestro nel tessile, con gli arazzi, con i tappeti, puoi essere un maestro con il ferro battuto, un maestro con un sacco di cose. Ma ci sono quelli che fanno delle cose che hanno una marcia in più e altre cose che sono fatte per essere vendute come potrebbe essere vendute delle chincaglierie cinesi o fatte a Taiwan o fatte in Bangladesh o fatte roba del genere, minchiate senza anima. Ecco dove è la questione di certe manifatture. Certe manifatture hanno anima, certe altre non ce l'hanno. Cioè, proprio non ce l'hanno perché non ce l'hanno. Le fatte per fare un oggetto d'uso, le fatte per fare un soprammobile da dover vendere in maniera massiccia come un souvenir, non ha anima. Ecco, lì potremmo aprire altri. Però mi hai risposto chiaramente a quello che ti ho chiesto, cioè il senso e l'intento, un po' come facciamo anche noi operatori, no? Nel momento in cui pratichiamo, l'intento è unito alla capacità e quindi alla competenza della creazione, rende il tutto un lavoro molto più profondo, molto più legato all'interiorità rispetto che una cosa senza anima, una cosa banale, anche superficiale in questo senso, purtroppo. Bene, noi siamo quasi in chiusura, però l'ultima domanda te la devo fare un po' secca, Mi devi rispondere un po' in modo secco. Senti, ma secondo te ci riusciamo a ritirare fuori la vera spiritualità e la vera sacralità sarda? Secondo me ci potremmo riuscire se si fa bonifica delle persone, della serie che ci vorrebbe un cataclisma che tutti quelli che non hanno l'inclinazione giusta per un motivo o per un altro passano a miglior vita, però non si può dire. Non te la chiedo mai più una domanda secca, Ma sappilo. proprio che si deve fare una domanda secca, così impari. No, sono d'accordo con te perché sì, riusciamo forse a trovare un po' di nocciolo profondo del nostro esoterismo sardo se la smettono di cazzeggiare con le cose sacre nostre, magari, no? Un po' di Base la questione. rispetto. Base la questione è un'altra. C'è troppa gente che è materialista, che vorrebbe o mercificare o per forza di cose cercare di capire quello che non può capire. Quindi lì fanno, diciamo, disordine e disturbo. Quelli che fanno disturbo dice, tutta roba per scemi. Cioè, se abbiamo superato queste cose, voleva dire che il progresso ti portava avanti. Il progresso a volte non è progresso, ma è regresso e quindi l'andare avanti secondo certi schemi che poi non sono alla nostra portata, alla nostra lunghezza. Ci siamo abituati e addomesticati a cose che sono lontane da noi. Non dico di stare a vivere allo stato di natura del primitivo che ha una canna infilata nel pisello per non far vedere il pisello all'esterno come l'aborigene australiano. A me quello non è che mi interessi tantissimo. Poi può essere anche una forma antropologica di quelle parti lì. Ok, da noi non è così, però certo non andrei neanche vestito con il gonnellino e non è quello il. Certo, Però dico, attualizzano Naradui ha ha perso detto. il cappello. Ha Secondo detto, me era un modo ha per detto, dirti che avevi ragione, ha perso il cappello proprio. ecco qua, ha detto che ha fame anche lui, però mangerà altro adesso. Sì, sì, adesso mangiamo, tranquillo. Sì, comunque sì, sono molto d'accordo con te riguardo questa questione. Purtroppo non è facile perché si rischia di peccare a nostra volta di ego, no? E quindi cioè, andare ad indicare l'ego degli altri, ogni volta che No, punti no, il no, dito lo stai però, puntando a te stesso. È però molto infatti, difficile, però io la penso esattamente come te, sono molto però infastidita da questo tipo di Scusate, dinamica. poi dico, perché dico quando fate certe cose, il circolo femminile D, il circolo maschile da, e si va andate lì, ma fate la vostra setta. No, non è una vostra setta. In certi tipi di ambienti non sei gradito perché stai già giudicando all'arrivo. Quindi abbi pazienza, in questi cosi non ti ci si invita perché sei fuori luogo. Non stai andando a fare tu il documentario, a vedere questi qui che fanno il rituale. Non ci fai niente, non ti invito. Poi magari io stesso dico, possono non andarci nemmeno io, però capisco benissimo che riservatezza ci vuole in certi tipi Certo. di questioni e che certe persone non ci facciano proprio un piffero, lo sappiamo già perfettamente. Sì, sì, sì. Sono Recuperiamo, noi ass- recuperiamo, sono loro che rimarranno indietro.
Sì, sì, sono assolutamente d'accordo con te. Quindi no, ben venga chiunque abbia la capacità, l'energia, la coscienza, la prontezza, la crescita per affrontare queste cose. Anche io non soffro di xenofobia, nel senso che secondo me è vero che di Sardegna ne possono parlare tutti, però è anche un po' ora che iniziano a parlarne i sardi di Sardegna. Cosa dici? Penso che già è. Anche secondo me. Con questa perla di saggezza direttamente dal Monte Arci e dall'ossidiana, il sangue di drago del Monte Arci, noi vi salutiamo, però vi ricordiamo anche ovviamente che è sempre lì, per quello che ci tenevo a dire questa cosa, comunque sappiate che Maestro Dasha, voi non avete bisogno di ascoltarlo a per due, perché lui è già per due, no? Sì, sì, È sono accelerato. accelerato. È accelerato grazie appunto all'ossidiana. Lui si circonda di ossidiana in modo che può lavorare 2 volte più velocemente. Non è che mi circondo, sono proprio sopra l'ossidiano. L'ossidiana ce l'abbiamo intorno, ce l'abbiamo ovunque, poi non si può nemmeno raccogliere, per cui l'ossidiana che abbiamo nelle nostre case è ossidiana che c'era già da prima che non si poteva raccogliere qualche pezzetto. E il consiglio è non tenetevela mai nella camera dove dormite perché già siete già scemi, diventerete ancora più scemi. Io quindi la tengo comunque un po', qualche pezzettino c'è in casa per proteggere perché si assorbe anche l'altro male, ma se ce n'è troppo e mezzo, e dove sei che tu, alla fine tu diventi praticamente carta spugna del male del mondo. Sentito? Giusto? Eh sì, Giusto? avete Giusto? sentito? Sì, sì, no, ma tu hai anche più diritto di parlare di ossidiana di me perché appunto hai una genetica che è radicata proprio in quelle montagne. Io però l'ho capito molto in fretta questo tipo di discorso perché effettivamente è così, ma in continente sento continuamente gente che dice ah no, ma si usa l'ossidiana per radicarsi, è una cosa terribile questa, invece l'ossidiana ha una funzione specifica ed è molto pericolosa, quindi anche oggi, come sempre vi dico, usate ossidiana responsabilmente, avendo dei rapporti, diciamo, costanti e personali con piccoli pezzetti con cui prendete confidenza. Non esagerate con l'ossidiana perché diventate schizzati e psicopatici, non è il caso. Quindi state sempre molto molto attenti. Vi dico anche, ne approfitto di leggere l'articolo che ho scritto per Sardegna che cambia, dove ho citato ovviamente anche il mio baloccaio di fiducia che per l'occasione è stato definito Ctonio Cartonio, che è È fantastico. una Mi mia sono- definizione di Antonio Cartonio. Tra l'altro, vedi, Ublabab, Urbablab, che ha la barba che si è scolorita, per niente, perché il motivo per cui è stata scolorita, la barba che assomigliava al quadro che ho alle mie spalle, praticamente, per niente. Sì, era il mio barba blu, guardate, di nuovo la barba bianca, ma non si può questa Celestina. cosa. Comunque, Celestina. caro maestro Dasha, rimaniamo in contatto perché facciamo un'altra puntata dove invitiamo anche Dagon Lorai, mi invento una cosa, così facciamo una di quelle cose proprio esplosive, Ma ok? Però tranquilla. sarà divertente vedervi lui, cioè Dagon che parla così calmo calmo e tu che sei super lui direttamente dal Vesuvio, tu da Monte Arci, sarà bellissimo, secondo me sarà una cosa fantastica. Vulcanici. Sì, esatto, la organizziamo questa cosa. Intanto ti ringrazio profondamente, grazie per essere stato qui con noi, mi hai insegnato un sacco di cose come sempre, è sempre un confronto veramente importante, ti ringrazio di cuore, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito, molto silenziosi oggi, però ho visto che erano presenti, hanno ascoltato con attenzione, era un argomento nuovo e approfondito sul legno che è assolutamente il mio elemento prediletto, quindi sono stati molto attenti. Ci vediamo presto. Grazie a tutti. In buono, ASB. Ciao, maestro Dash, a presto. Ciao, Ciao, a ciao, prestissimo. Ciao, 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 ciao. ciao.